Buongiorno a tutti i nostri telespettatori, ben ritrovati al consueto appuntamento con l'informazione del Veneto. Dal Veneto l'informazione di Focus TG. Ebbene, sono le 12 e noi puntuali, immancabili, siamo qui per tenervi compagnia, per tenervi informati fino alle 13:30 con tanti collegamenti, tante notizie, tante curiosità, c'è la cronaca, c'è l'attualità, c'è ampio spazio dedicato a tutto quello che ci aspetta per Pasqua, quindi faremo il punto della situazione con i ristoratori, cercheremo di capire anche come stanno andando le cose dal punto di vista proprio degli esercenti, dei bar, degli albergatori, e poi spazio al turismo con più di qualche consiglio per chi è ancora indeciso su cosa fare fra Pasqua e Pasquetta. Però in apertura abbiamo subito un collegamento con la nostra collega Chiara Gaiani. Perché? Perché tra Borso e Romano De Zellino nel weekend pasquale prenderà il via il trofeo Montegrappa, uno degli eventi più importanti in assoluto nel panorama del volo libero. Questa mattina, proprio in questi minuti, si sta completando una presentazione veramente originale, coinvolti anche i sindaci del territorio, ma ci racconta tutto Chiara Gaiani. Buongiorno Alex, buongiorno ai telespettatori, con le immagini di Renzo Regon che sono proprio puntate sui parapendii che anche in questo momento stanno volando sopra il Garden Relais di Borso del Grappa. Siamo qui per raccontarvi non solo il trofeo che torna dopo 2 anni di chiusura a causa della pandemia e che sarà protagonista di questo lungo weekend pasquale se le previsioni insomma ci assistono. Oggi è una bellissima e calda giornata di sole, davvero è d'obbligo che continui così anche nei prossimi giorni. Allora, con noi il sindaco di Pieve del Grappa, Annalisa Rampin, che è presidente dell'ISA, l'intesa programmatica di ambito territoriale, perché oggi è stata una giornata molto importante, è stato presentato il nuovo marchio dell'IPA e con Annalisa Rampin ne parleremo subito dopo, ma la signora non me ne vorrà, per questo vi presento anche Efrem Bragion, che è un pilota di parapendio e che è sceso su un parapendio biposto, che tra l'altro insomma è la sua specialità, quel che abbiamo capito, proprio con i 4 rappresentanti dei comuni, 2 sindaci, una vice sindaco e poi anche una signora che lavora nell'ufficio cultura di 4 comuni. Lei è sceso proprio con i 2 sindaci di Romano De Zellino e di Borso. Col sindaco di Borso del Grappa. Ecco, lei è sceso col sindaco di Borso del Grappa. Poc'anzi, forse Alex riesce anche a fare vedere le immagini che abbiamo inviato in redazione. Ecco, come è andata con i sindaci? Come si sono comportati? Allora, diciamo che il sindaco di Borso ha già volato, quindi è stato abbastanza facile. E niente. Vedere il territorio dall'alto è sempre un'emozione, anche per chi l'ha fatto tante volte. Sì, esatto, quindi per me dico che è diventato una droga. Ecco, quindi, Quanti voli ha già fatto lei nella sua carriera? Guarda, perso il conto. Proprio non li ho mai contati. Tornare a volare in questo fine settimana di trofeo è davvero bellissimo. Tra l'altro il Prato, e se Renzo Rigon ci aiuta ve lo facciamo vedere, è già ricco di persone che sono arrivate soprattutto dalla Germania, se non sbaglio. Beh, qui arrivano da tutto il mondo, diciamo. Questo posto diciamo che è la mecca del volo. Per il microclima che presenta questo posto, tanti piloti da tanta Europa, diciamo che il posto più frequentato di tutta Europa questo. Ecco, benissimo. Forse Renzo è riuscito anche a farvi vedere tutti i camper che sono già parcheggiati in questo, che è uno dei campi di atterraggio. Poi invece i punti insomma sono su queste splendide montagne che vedete alle mie spalle. Ecco, io ne approfitterei, chiederei a Renzo di tornare proprio qui, perché vorrei chiedere ad Annalisa Rampin oggi la presentazione di questo logo, un logo davvero molto particolare, lo vedete alle mie spalle, è un battito del cuore, questo è il simbolo, perché è proprio questo il significato: un territorio che batte, un territorio che pulsa, un territorio che ha anche saputo da tempo fare squadra, perché di questa IPA fanno parte 14 comuni, forse se ne aggiungerà un 15°. Questo logo, Terre di Asolo e Montegrappa, ha proprio questo significato: riuscire ancora di più a comunicare, a promuovere il vostro territorio.
Sì, fare comunque squadra ci ha aiutato e ripeto, non siamo solo i comuni intesi come enti locali, ma siamo anche tutte le realtà produttive del territorio. L'intesa programmatica vede tra i suoi soci fondatori non solo i comuni ma anche le associazioni di categoria e tutti coloro che lavorano come accoglienza nel turismo. In particolare questo marchio d'aria che oggi abbiamo lanciato, perché non è stato detto, però i sindaci hanno volato con la vela che è stata appunto donata dall'IPA alle 2 scuole per il biposto, per cui tutti i visitatori che vorranno provare l'ebbrezza del volo con il parapendio voleranno con il logo questo sulla vela, quindi anche in tutte le foto ricordo si porteranno a casa sicuramente la bellissima sensazione e da qui i battiti, perché batte il cuore di chi li ospita, di chi vive il territorio, ma soprattutto vogliamo far battere il cuore dei nostri visitatori. Questo è l'obiettivo, perché è un territorio che offre, oltre appunto a tutte le esperienze sportive che vanno dalla bici al volo libero a tutto quello che è anche il rafting nei nostri vicini che collaborano con noi, però abbiamo anche tanto come il Grappa con la sua storia, il Grappa con i suoi paesaggi. Siamo riserva della biosfera nel percorso UNESCO dal 15 settembre dello scorso anno, per cui un territorio che oltre anche a questo offre Canova, offre Possagno con la Gipsoteca, Asolo, abbiamo Villa di Maser, un altro patrimonio dell'umanità, quindi un territorio che ha tanto da offrire e soprattutto vuole far battere il cuore ai nostri visitatori. Ecco, allora chiuderei proprio facendovi notare alcune particolarità di questo marchio. Il Monte Grappa, quindi vedete i monti e le colline dell'Asolano, poi tutte le vie che si intersecano, perché è un territorio fatto di linee, di storie, di vite che si intersecano, e qui non si vede molto bene, ma nella presentazione, poi ve lo faremo vedere anche nelle edizioni di questa sera, i 2 grandi fiumi che lo caratterizzano da una parte e che sono appunto il Brenta e il Piave. Ecco, allora io ringrazierei il sindaco di Pieve del Grappa, Annalisa Rampin, ringraziamo anche Efrem Bragion e se non ci sono domande da studio restituirei la linea. Grazie Chiara, ringraziamo anche noi i tuoi ospiti, tutti gli approfondimenti nel corso delle nostre edizioni serali con altre immagini sicuramente mozzafiato, immagini molto suggestive. Noi adesso chiudiamo la parentesi sul trofeo Monte Grappa e apriamo quella legata all'autonomia, perché si è svolto ieri un importante incontro, una conferenza stampa del Partito Democratico che ha lanciato le sue idee, i suoi progetti per l'autonomia. Il segretario regionale Andrea Martella ha dichiarato: dopo 4 anni di stallo sono possibili ampie convergenze. Il tema è caldo, lo riassumiamo tutto nel prossimo servizio. Sono passati 1634 giorni da quando i veneti hanno detto la loro sull'autonomia della regione. Ma sono questi i giorni e i mesi che potrebbero essere decisivi per il percorso autonomista del Veneto e delle altre regioni interessate. Dalla storica sede di Padova il Partito Democratico lancia una serie di proposte per superare i pantani degli ultimi 4 anni e mezzo, in una logica contrapposta rispetto a quella che sinora è stata la madre di tutte le battaglie. Per noi l'autonomia è un valore che non può essere considerata una bandiera ideologica da sventolare, ma piuttosto un mezzo attraverso il quale erogare ai cittadini dei servizi più efficienti. E quindi abbiamo detto dobbiamo uscire dallo stallo. Sono passati 4 anni da quando si è fatto quel referendum, da quando si sono fatte altre intese e in questo momento è necessario cambiare rotta e come Partito Democratico abbiamo voluto dire come si può fare. Ecco la nuova strada. Una legge quadro sulla quale il ministro Gelmini sta già lavorando in modo che l'obiettivo sia condiviso dalla più ampia maggioranza possibile. Anche la Regione deve fare la sua parte. Questo scorcio finale della legislatura, dopo 2 anni di pandemia, può essere utilizzato perché 2 anni di pandemia dimostrano che è necessaria una leale collaborazione tra Stato e Regioni e perché esiste una maggioranza parlamentare molto consistente che sostiene il governo Draghi che potrebbe dare una spinta alla realizzazione di questo obiettivo. Noi ci siamo in Veneto, ci siamo a livello nazionale. E questa discussione non riguarda una sola persona, riguarda tutti i veneti e noi pensiamo che debba essere improntata innanzitutto all'interesse dei cittadini veneti, delle forze sociali, delle imprese,
a favore della struttura produttiva della nostra regione. Una strada che si allontana anche dalla delega sulle 23 materie di cui molto si è parlato negli ultimi anni. Si può fare innanzitutto abbandonando il feticcio delle 23 materie che devono essere, secondo il Veneto di Zaia, realizzate tutte subito, ma individuando alcune materie sulle quali concentrare l'iniziativa e anche pensando che le risorse finanziarie debbano essere date per l'erogazione di quelle materie, quello che riusciamo a risparmiare perché facciamo meglio ce lo teniamo in Veneto. Sono 7 le materie individuate dal Partito Democratico del Veneto: il lavoro e le sue politiche, la formazione e l'istruzione, l'internazionalizzazione delle imprese, il governo del territorio sui fronti della rigenerazione urbana e del rischio sismico. Una discussione che per il PD va riportata a Palazzo Ferrofini, nella sede del Consiglio regionale, con la creazione di una commissione speciale per l'autonomia. Abbiamo proposto anche la costituzione di una commissione speciale nel Consiglio regionale per fare in modo che si riapra seriamente il percorso su questo tema. E allora adesso piccola pausa pubblicitaria, abbiamo avuto il nostro collegamento in diretta con le immagini bellissime del volo libero sul Grappa, abbiamo fatto il punto sul progetto possibile di una convergenza di idee per l'autonomia. Dicevamo piccola pausa, poi spazio alla cronaca. Siamo in attesa di un graditissimo ospite per fare il punto della situazione per quello che riguarda tutti gli aspetti delle nostre montagne, dei nostri boschi, quindi con prevenzione, con la cura dell'ambiente e quant'altro. Insomma, questo e tanto altro fra poco, Focus TG. Sono quasi le 12:15, ben ritrovati in diretta con Focus TG. Apriamo la pagina di cronaca, ci spostiamo nel Padovano per parlare del Giallo del Po. Divulgate le foto dei vestiti indossati dalla donna ritrovata in un borsone ad Occhiobello. La speranza è che qualcuno possa riconoscerli. Indossava questi indumenti quando hanno martorizzato il suo corpo, tagliandole testa e mani e facendolo a pezzi. Ecco i vestiti che ricoprivano i resti della donna sconosciuta rinvenuta in un borsone lungo l'argine del Po ad Occhiobello lo scorso 4 aprile. Un caftano blu con disegni orientali sui bordi dai colori sgargianti, rosso, giallo e verde, un paio di jeans scuri e un secondo camicione, forse una giacca più leggera di colore rosa intenso. I carabinieri di Rovigo, d'accordo con la procura che coordina le indagini, hanno deciso di divulgare le foto dei vestiti che indossava la donna del Giallo del Po al momento del delitto. La speranza è che qualche dettaglio fornito dagli indumenti possa contribuire al suo riconoscimento. La donna, secondo gli accertamenti, sembra essere di giovane età, non più di 30 anni e di carnagione bianca. Le cause della morte sono ancora in fase di accertamento. Dopo il decesso il corpo è stato orribilmente mutilato. Mancano testa e mani. Dallo stato di conservazione del cadavere è quasi certo che l'uccisione sia avvenuta di recente. Il corpo era stato ritrovato lungo l'argine del Po ad Occhiobello nel pomeriggio del 4 aprile. La scoperta del borsone era stata fatta da 2 dipendenti di AIPO che stavano facendo una ricognizione con il motoscafo. E adesso parliamo di un tentato suicidio. Era salito su un cavalcavia nella zona industriale di Padova con l'intento di lanciarsi nel vuoto. È stato fortunatamente salvato dalle forze dell'ordine arrivate tempestivamente sul posto. Vediamo. Era quasi la mezzanotte di lunedì quando 2 volanti della questura di Padova, con l'ausilio di una pattuglia dei carabinieri di Noventa Padovana, sono intervenute in zona industriale all'altezza del ponte tra Via Messico e Via Volpato per salvare un uomo con chiari intenti suicidi. L'uomo, un 31enne originario di Chioggia, all'arrivo delle forze dell'ordine era già al di là del parapetto del cavalcavia con le gambe sospese nel vuoto, mentre con una mano si teneva aggrappato alla rete metallica. 8 metri lo separavano dal manto stradale. Capito subito il forte stato confusionale in cui versava l'uomo, hanno cercato di rassicurarlo. Nel mentre una pattuglia fermava un camion e lo posizionava sotto al ponte. 2 agenti, insieme all'autista del mezzo, sono dunque saliti sul tetto del tir in modo da avvicinarsi il più possibile al 31enne.
mentre un terzo agente, imbracato con le corde, ha scavalcato il parapetto raggiungendolo e mettendolo in sicurezza fino all'arrivo dei vigili del fuoco che con un'autoscala munita di cesta l'hanno fatto scendere. L'uomo è poi stato trasportato in ospedale per le cure del caso. Ricordiamo che la Regione Veneto ha allestito un numero verde a cui è possibile rivolgersi in casi di difficoltà. Il numero è 833 43 43. E adesso torniamo sulla rivolta del carcere minorile di Treviso. I detenuti sono stati trasferiti in altre case penitenziarie mentre sono in corso le ispezioni, gli accertamenti. Nelle prossime ore potrebbero arrivare anche dei provvedimenti da parte della Procura. Sono attesi gli ispettori del Ministero della Giustizia nel carcere minorile di Treviso, teatro della protesta inscenata martedì sera e proseguita per tutta la notte. Un'esplosione di violenza che ha interessato la stragrande maggioranza degli ospiti, almeno 11 su 13, già trasferiti in altre strutture del sud Italia, così da disinnescare un'eventuale escalation. All'ispezione ministeriale, per tramite del Dipartimento Giustizia Minorile di Venezia, si aggiunge il lavoro della Procura della Repubblica, interessata a capire le dinamiche di una notte davvero inedita e folle, che ha portato alla distruzione di un'intera ala della casa penitenziaria di Santabona, quella per l'appunto dedicata ai minorenni. Di una struttura fantasma distrutta e inagibile parla Giovanni Vona del sindacato di polizia Sappe. La situazione a Santabona nell'ala minorile era attesa da giorni, quasi tutti i detenuti di fede islamica stavano digiunando per il Ramadan, che consente di mangiare solo dopo il tramonto. Proprio la presunta scarsa qualità del cibo sarebbe stata la miccia, con conseguente richiesta negata di una pizza. Nelle prossime ore si attendono provvedimenti da parte della Procura minorile di Venezia. Ci spostiamo a Vicenza per parlare di sicurezza non sulle strade, e ne parleremo fra poco, sicurezza non per quello che riguarda quello che insomma è la realtà dei nostri boschi, e di questo, come vi ho già annunciato, avremo una ampia parentesi nella seconda parte del nostro Focus TG con Luca Stella, il comandante del gruppo Carabinieri Forestali della provincia di Vicenza, che verrà a trovarci per fare il punto della situazione. Parliamo però in questo caso di sicurezza dei fiumi, perché a Vicenza sono conclusi i lavori di messa in sicurezza degli argini del fiume Gua. Vediamo. Sicurezza idraulica. Conclusi i lavori sul fiume Gua nei comuni di Sarego e Lonigo. È stato investito 1,5 milioni di euro messi a disposizione dalla Regione Veneto per i lavori di conservazione delle opere idrauliche e il ripristino delle funzionalità della sezione di deflusso del fiume. Il restringimento dell'alveo ha imposto il disboscamento totale e l'escavazione dei depositi alluvionali per un tratto di quasi 7 chilometri. Migliorata l'accessibilità viaria sulla sommità spondale e la realizzazione di una pista di servizio, un'opera che completa quanto fatto nel territorio veronese confinante. E adesso parliamo di un giudice che avrà il compito di valutare se il comportamento del premier Putin è da etichettare come un comportamento tale da rientrare nella casistica dei crimini di guerra. Perché? Perché questo giudice, pensate, da capo di gabinetto della questura di Treviso, è stato incaricato di questo compito, è italiano, noi lo conosciamo molto bene, e allora vediamo tutto nel prossimo servizio. Giovanissimo, ha ricoperto a lungo il ruolo di capo di gabinetto della questura di Treviso a metà anni 90, Rosario Aitala. Il giudice è salito alle cronache internazionali perché è incaricato dal Tribunale dell'Aia, come componente della Corte Penale, di valutare i crimini di guerra commessi in Ucraina dall'esercito russo. Aitala, catanese, aveva svolto l'incarico di capo di gabinetto sotto questori come Nicola Izzo e Armando Zingales tra il 1994 e il 1997, periodo in cui si rese anche protagonista della risoluzione di un sequestro lampo di un gioielliere in pieno centro città. Dalla carriera in polizia era poi passato a quella in magistratura, Milano, Trapani, Roma, gli incarichi all'estero fino all'Aia. Oggi, che è anche professore di diritto internazionale penale alla LUISS, come giudice è stato incaricato di verificare se i soldati di Vladimir Putin abbiano o meno commesso crimini di guerra in Ucraina. E adesso parliamo di
truffe. Fra poco approfondiremo il discorso per quello che riguarda il proliferare di truffe agli anziani. In questo caso la truffa è diversa perché è una truffa che riguarda il bonus Covid. Dopo l'operazione della Guardia di Finanza sono stati sequestrati, pensate, altri 10 milioni di euro, compresi 2 immobili a Venezia. Ci sono anche un'imprenditrice mestrina e uno di Chioggia nella truffa dei bonus Covid scoperta dalla Guardia di Finanza di Rimini. Un'operazione che lo scorso gennaio ha scoperchiato un'associazione a delinquere composta da 56 persone attive e 22 prestanome in tutta Italia e che avrebbe frodato lo Stato per 440 milioni, commercializzando falsi crediti di imposta introdotti tra le misure di sostegno governative del decreto rilancio 2020, nella fase più acuta della pandemia. Bonus di locazione, facciate, sisma bonus. I finanzieri hanno bloccato subito 305 milioni di crediti prima che venissero venduti. Bisognava rientrare in possesso di quelli già commercializzati per 135 milioni, ma che in realtà erano stati venduti più o meno al 40% del loro valore. Di questi gli investigatori per ora ne hanno sequestrati 40, tra immobili, società, veicoli, disponibilità finanziarie, ma mancano all'appello 14 milioni. L'ultima tranche risale a 2 giorni fa, quando i finanzieri hanno recuperato quasi 10 milioni sequestrando beni di vario tipo a 5 degli indagati, per i quali il GIP ha emesso un secondo decreto di sequestro preventivo. Si tratta di un commercialista riminese, un'imprenditrice mestrina, una di Rovigo, una di Milano, uno di Giulianova. Alla veneziana in particolare sono stati requisiti 2 immobili. In provincia risulta coinvolta nelle indagini anche un'altra persona, un commercialista di Chioggia. E come vi dicevo, adesso parliamo di truffe agli anziani perché nel Vicentino è davvero allarme. Pensate che i carabinieri di Vicenza segnalano un preoccupante aumento del fenomeno. 4 casi nelle ultime 24 ore. Sicuramente non deve aprire la porta perché già è un fattore di pericolo. Nel dubbio deve chiamare immediatamente il 112. Il consiglio dei carabinieri agli anziani potenziali vittime di truffa è lapidario. I malintenzionati nelle ultime 24 ore si sono scatenati nei centri abitati a ridosso dei Colli Iberici. 4 i casi segnalati, tutti con lo stesso modus operandi. 2 persone, ben educate, hanno suonato alla porta di donne anziane sole, presentandosi come tecnici, chiedendo di farsi aprire. Generalmente come tecnici dell'acqua piuttosto che come carabinieri, e questo induce le persone ad avere fiducia. È il momento in cui bisogna cercare di mantenere la lucidità e contattare i numeri di emergenza. A Noventa Vicentina una pensionata di 86 anni è stata derubata di 7.500 euro in contanti e un bracciale d'oro del valore di 500 euro. I ladri inizialmente si erano presentati in 2 spacciandosi come funzionari della società di distribuzione dell'acqua, ma a loro la donna non aveva aperto. È stata invece convinta da un terzo complice che si è qualificato come carabiniere e che l'ha invitata a presentarsi in caserma. Una volta lasciata la casa incustodita, i malviventi hanno forzato l'ingresso depredando gli averi della donna. A Montegalda ad una pensionata di 83 anni sono state sottratte 2 fedi d'oro e 500 euro in contanti, mentre a Noventa e a Lonigo a 2 anziane rispettivamente di 82 e 85 anni è andata meglio perché le donne si sono barricate in casa. Il fenomeno è presente purtroppo delle truffe alle persone anziane. L'Arma dei Carabinieri sta cercando in maniera capillare di informare le persone anziane sul territorio e metterle in guardia purtroppo da questo fenomeno odioso. Il consiglio è sempre quello di contattare le forze dell'ordine 112, 113 nel momento in cui la persona anziana avesse un minimo dubbio. E adesso piccola pausa pubblicitaria, noi rientriamo subito con uno speciale sulla Pasqua, sul turismo e su alcuni utili consigli su dove andare a trascorrere magari Pasquetta in scampagnata. A fra poco.
12:30, rieccoci in diretta con Focus TG. Ebbene, oramai ci siamo, Pasqua è alle porte e allora noi siamo andati a vedere come stanno andando le cose nei ristoranti. La ripresa effettivamente c'è o stenta ancora a decollare? E insomma, fra manicaretti, menù pasquali e voglia di ripartire, vediamo tutto nel prossimo servizio. Come dice il proverbio, Natale con i tuoi e Pasqua con chi vuoi e perché no, anche tutti insieme a tavola. E boom di prenotazioni nei ristoranti del territorio, sia per Pasqua che Pasquetta. Una boccata d'aria fresca sia per i tanti commensali, pronti agguerriti nel dibattito tra uovo al cioccolato e focaccia, ma soprattutto una ripartenza per i lavoratori del settore. Ma nascosto dietro le spalle di questa percezione di normalità, l'imprevisto della disdetta dell'ultimo minuto. E noi tutti i giorni riceviamo disdette all'ultimo momento, anche per la Pasqua è un continuo disdette e poi riprenotazioni. Infatti chi è pieno abbiamo programmato tutti quanti dei recall, quindi delle chiamate proprio anche all'ultimo giorno per capire se veramente queste prenotazioni saranno tutte prenotate. La grande incognita rimane proprio questa, le disdette. Ondata di prenotazioni anche nel settore alberghiero, un turismo che riparte grazie alla bella stagione, ma soprattutto allo sport outdoor, fiore all'occhiello del territorio. Quelli che arrivano adesso sono quelli tradizionali, quelli cioè legati a questo periodo della Pasqua, quindi per gli sport outdoor in primis il volo libero, ma anche il cicloturismo e quindi austriaci e tedeschi in primis. Stanno arrivando anche prenotazioni di altri tipi di turismo, quindi quelli legati proprio al benessere e comunque alla voglia, no, di cominciare a ritornare a girare. Turismo che quest'anno sembra avere un nuovo volto ma anche un nuovo portafoglio. Quelli che arrivano ad esempio per il cicloturismo arrivano con delle bici veramente importanti, quindi bici molto costose, ma soprattutto spendono molto di più rispetto a un turismo, non voglio dire di massa, ma comunque quello più, no, che arrivava anche tutti gli anni e che aveva insomma una propensione di spesa leggermente più bassa. Oggi il turista spende un po' di più. E questa è la situazione nel Bassanese. Ci spostiamo adesso nella Marca, ci spostiamo a Treviso perché anche Confcommercio conferma una ripresa per quello che riguarda proprio ristorazioni, bar e insomma attività ricettive nel periodo pasquale. Un sondaggio che finora, anche qui al netto di disdette dell'ultimo minuto, ha dato esiti molto positivi. Vediamo. Sembra proprio che sia una Pasqua di resurrezione anche economica e commerciale finalmente, la prima Pasqua aperta dopo 2 anni e quindi le attese sono sicuramente in linea con le prenotazioni che sono già arrivate e che comunque si attendono nei prossimi giorni da qui a domenica. La ripresa finalmente si fa sentire e a Pasqua per ristoratori e panificatori il lavoro non mancherà. Lo annunciano con soddisfazione FIPE e gruppo panificatori di Confcommercio alla luce di un sondaggio effettuato nelle scorse ore su una trentina di attività. La ripresa c'è e le festività primaverile fanno da traino. Risultano attività in aumento soprattutto nelle aree collinari, nelle località che hanno una vista panoramica o comunque una posizione all'aperto. Molto bene anche il catering, che è un settore che era stato azzerato durante il lockdown e che invece oggi segnala una forte ripresa e tutto l'anno risulta essere ricco di prenotazioni interessanti confermate. Di contro c'è la carenza ormai cronica di personale, difficile gestire i picchi di lavoro. Rimane questa difficoltà di organizzare la forza lavoro rispetto agli ordini che arrivano e non è sempre facile, ecco. Resta comunque uno scenario incoraggiante, malgrado la pandemia, malgrado il freno imposto dalla guerra in Ucraina, la sensazione è quella della vita anche economica che riprende per il terziario. Speriamo che appunto anche il passaggio dal 1° maggio a togliere le mascherine sicuramente darà anche psicologicamente un segnale di fiducia nella ripresa. Ci lasceremo un pochino alle spalle, come già capitato per gli altri anni, e la finestra difficile dell'anno e apriremo invece le porte al periodo buono estivo che ha sempre potuto garantire il sostentamento economico delle nostre attività.
E questa è la situazione per quello che riguarda appunto le attività ricettive e insomma bar, ristoranti, alberghi. Ma che Pasqua sarà per i cittadini, per la gente che magari preferirà trascorrere questi giorni di festa in casa? C'è paura per tutto quello che sta succedendo nel panorama internazionale, per magari la ripresa del Covid, dell'epidemia, visto che insomma in alcuni casi il virus ha rialzato la testa, oppure c'è voglia di serenità, di lasciarsi un po' tutto alle spalle? Lo scopriamo nel prossimo servizio. Si avvicina la Pasqua e noi siamo venuti a Marostica per cercare di capire come verrà vissuta quest'anno questa festa. Sentimenti contrastanti, c'è chi ha paura per quello che sta succedendo nel panorama internazionale, c'è chi teme un ritorno del virus e c'è invece chi chiede semplicemente serenità. La gente la vedi preoccupata, sia per la guerra sia per il ritorno del Covid, perché non ne può più, perché dice non è mai finita. Sembra che si arriva al traguardo e dopo si torna indietro. Speriamo che sia serena, però è anche preoccupante per l'Ucraina, sì, sicuramente sì. Il ritorno alla normalità un po' c'è indubbiamente e questo ci aiuta, però la guerra è un pensiero perché abbiamo degli ospiti qui da noi, abbiamo delle mamme con i bambini e quindi un po' ci preoccupa. Io spero che sia una Pasqua normale, dove ci possa ritrovare almeno tra parenti e familiari, dopodiché che cosa vuoi che vi dica, insomma. La situazione è difficile, però l'essere umano può creare lo stesso qualcosa di piacevole. Con tanta confusione e poca serenità, secondo me, da quello che ho visto, però speriamo bene. E sulle tavole di questa Pasqua di certo non può mancare un buon bicchiere di Prosecco. Ebbene, nel 2021 sono state vendute, pensate, 105 milioni di bottiglie di Prosecco, quasi 14 milioni in più rispetto al 2020, quindi un settore che non conosce crisi, fortunatamente, quindi fa segnare numeri importanti, aumentano i volumi, aumenta anche il valore del Prosecco. Vediamo tutto nel prossimo servizio. Il 2021 ha portato un aumento del 14% in volume delle vendite tra Italia ed estero, ancora di più in valore, 18%, ed è un dato oramai perfettamente acquisito, diciamo. Seppur acquisito, si tratta di un punto di svolta. Nonostante la pandemia ancora in corso e le tante variabili dei mercati, nel 2021 sono state vendute complessivamente 104 milioni e 700 mila bottiglie di Prosecco, circa 14 milioni in più rispetto al 2020. Nel complesso 4 su 10 sono finite nei paesi stranieri, su tutti Gran Bretagna, Germania, Svizzera, in netta ripresa anche gli Stati Uniti, consolidata pure la vendita online, significativa la tipologia di vendite. Il 93% dell'offerta è con il Anno del Bene Prosecco superiore senza menzioni, per cui il grosso, diciamo, del valore viene da questa tipologia, però certamente Cartizze e Rive danno un contributo soprattutto in valore. Nei prossimi anni, tra l'altro, si potranno stappare anche le prime bottiglie di Prosecco sostenibile ottenuto da vitigni resistenti. In questi giorni di Vinitaly il bicchiere, è il caso di dire, è mezzo pieno, nonostante i tanti problemi del comparto. È chiaro che siamo preoccupati di quello che potrà rincarare nel futuro a livello di materie prime, a livello di energia, ma d'altro canto i numeri della denominazione sono altrettanto positivi nei primi 3 mesi, di conseguenza immaginiamo che comunque saremo in grado anche ancora una volta di unirci, di creare sistema e di poter trovare la soluzione. Produzione e valorizzazione del territorio che vanno di pari passo, anche la stagione turistica sui colli UNESCO è al via. Siamo più che pronti, anzi c'è una grande voglia di ripartenza e le colline dell'UNESCO sicuramente hanno tante attività da mettere in campo con la nuova stagione che sta per partire, per cui sì, siamo pronti al via.
Dopo la pubblicità che ci concederemo fra poco, parleremo di itinerari turistici, appunto come sta rispondendo il territorio, ma dobbiamo parlare anche del caro vita, del caro bollette, con importanti aggiornamenti anche di cronaca, questioni legate all'attualità, allo sport, insomma, tanti buoni motivi per restare con noi. A fra poco. Sono quasi le 12:45, ben ritrovati a Focus TG, siamo in diretta, lo saremo fino alle 13:30, insomma continuiamo il nostro viaggio nel periodo pasquale, perché dopo aver fatto un po' il punto della situazione su come stanno vivendo questi giorni i ristoratori, gli albergatori e i cittadini, adesso parliamo di turismo perché la tendenza è confermata dai fatti, sarà la Pasqua della ripresa del turismo, lo dicono tutti e i segnali sono evidenti. Ad esempio ci spostiamo adesso a Padova, dove si rivedono dopo tanto tempo comitive di stranieri, tedeschi, francesi, portoghesi, stanno riempendo le vie, le piazze, i musei, le attività anche culturali, attrattive della città. Ce ne parla Chiara Gaiani. Non parlo italiano, scusi. Germania? Germania, sì. Gruppi di tedeschi ma anche comitive di portoghesi o francesi. Torna a parlare straniero il turismo padovano che a Pasqua e per il ponte del 25 aprile troverà il suo punto di forza soprattutto negli italiani. C'è una crescita di richieste, non ancora come prima del Covid, comunque una lenta ripresa che riguarda soprattutto i gruppi di italiani per adesso, anche se ci sono gruppi di tedeschi, francesi, portoghesi, comunque sporadici, però non ancora nei numeri sperati. Grande la curiosità che muove gli italiani che arrivano a Padova e nella sua provincia per la prima volta, con gli itinerari dell'Urbs Picta a primeggiare tra le richieste. Le richieste per l'Urbs Picta sono aumentate e anche quelle naturalmente per la Cappella degli Scrovegni e quindi sicuramente anche il Palazzo della Ragione, che è un edificio straordinario, ha avuto un incremento di visitatori, ma richieste molto diversificate arrivano anche proprio dagli italiani che sono non solo agenzie ma anche gruppi privati, famiglie, hanno un grande desiderio di movimento e anche le scuole che rimanendo in Italia, sono rimaste, probabilmente quest'anno rimarranno ancora quest'anno in Italia, chiedono degli itinerari che possono mescolare itinerari naturalistici come giardini, ville o monumenti importanti come quelli dell'Urbs Picta o città come Venezia, Vicenza, il Giro Classico per Padova. Netto il cambio di direzione rispetto all'epoca pre-Covid, grande la voglia di tornare a viaggiare dopo 2 anni con Pasqua in lockdown. Se la ripresa doveva esserci, i segnali ci sono tutti. Sì, ci sono, grazie a Dio, ci sono. E si torna a volare da Treviso dopo i mesi di chiusura dell'aeroporto. I dati diffusi da Ryanair e Save sono estremamente incoraggianti, a breve anche l'introduzione di 3 nuove rotte. Dal punto di vista turistico non è più la Cenerentola del Veneto perché ha iniziato a farsi conoscere. Lo scalo trevigiano, prima base di Ryanair in Veneto, ha già fatto volare 450.000 passeggeri nei primi 3 mesi del 2022 e conta di eguagliare a fine anno i volumi del 2019, quando partirono e atterrarono da Treviso oltre 3 milioni di passeggeri. È soddisfatto il sindaco Paga, dice aver creduto in un aeroporto quando nel 2018 si discuteva ancora di venderne le quote. Oggi l'obiettivo è portare a casa tutto ciò che il master plan prevede nel minor tempo possibile. Oggi finalmente si potrà cominciare a vedere qualcosa di concreto e il primo tassello di questo master plan sarà proprio la passerella sopra la Nuova Alese, che quindi renderà più fluido il traffico, più sicuri
i turisti e i pedoni e i passeggeri. Quindi sicuramente qualcosa di importante che va a braccetto con i numeri che sono stati tra l'altro annunciati oggi, con questa campagna promozionale turistica del territorio della Marca Trevigiana. 100.000 euro sono stati investiti da Comune e Consorzio del Prosecco, che hanno fatto fermare, lo dicono i dati, finalmente i turisti anche a Treviso, con una promozione mirata del territorio e delle sue peculiarità. Intanto il parterre delle destinazioni si allarga con altre 3 rotte oltre le 11 già presenti. È chiaro che il Veneto per noi rappresenta un territorio importante, un territorio dove Ryanair vuole continuare a crescere e lo faremo sicuramente con ulteriori opportunità di viaggio. Treviso quest'anno, quest'estate, arriva a oltre 40 destinazioni. Se pensiamo che pre-pandemia eravamo circa 32, di conseguenza ovviamente molte più destinazioni, molto più attrattività, e questo tipo di promozione da parte del Comune che fa conoscere Treviso e il suo territorio aiutano a migliorare quello che sono i flussi turistici. Ma oltre ai numeri di chi parte è importante sottolineare che cosa cambia per chi resta. Ad oggi lo scalo trevigiano porta in dote 2.000 posti di lavoro, di cui 60 sono diretti. E soprattutto a causa della siccità stiamo vedendo tutti con i nostri occhi un aumento sensibile dei costi di frutta e verdura. Spesso e volentieri i commercianti della zona sono costretti a rifornirsi al sud Italia. Questo comporta un ulteriore aumento delle spese. Ci spostiamo adesso in Piazza delle Erbe a Padova proprio per una fotografia del momento che stanno vivendo i mercati, ma stanno vivendo anche le persone che appunto fanno la spesa tutti i giorni, perché chi gestisce i banchi della frutta spesso è costretto a rinunciare a buona parte dei guadagni pur di non alzare i prezzi per il cliente finale. Vediamo. E come sta andando? Ma ci sono rincari già da qualche parte? Stanno aumentando i prezzi anche per voi? Sì, stanno aumentando, anche perché la stagione qui non è ottima, non piove da mesi, c'è la terra troppo secca, quindi dobbiamo fornirci dal sud e i prezzi sono altini. Quindi aumentano i costi, ma quali prodotti in particolare? Beh, tutto quello che è primaverile, noi siamo molto in ritardo, quindi piselli, fagioli, fagiolini, fragole, tutta la frutta, siamo senza frutta, quindi sì. E quindi dovete poi aumentare i prezzi anche voi al cliente? Dobbiamo aumentarli, ma in realtà con poco margine, e quindi di fatto ci rimettiamo solo noi, quindi li acquistiamo cari per ovvie ragioni, quindi non discutibili al momento, e con rincari molto bassi dobbiamo venderli. Se piove arrivano i piselli tantissimi, e tutte le mele, le cose, tutta la frutta, insomma tutto quello che è di stagione nostro, e quindi cominciamo con le fave, con i fagioli, con i fagiolini e tutte le verdure buone di primavera. I rincari ci sono effettivamente, ma noi qui cerchiamo di mantenere il più possibile, perché la gente viene in piazza per risparmiare ovviamente, quindi dobbiamo contenere il più possibile. Quindi rinunciate un po' ai vostri guadagni, ma non volete aumentare i prezzi ai clienti? Bisogna pur di lavorare oggi bisogna farlo, altrimenti chiudi, non vai avanti. Che speranza c'è? Cosa potrebbe cambiare adesso? Bella domanda. La domanda di riserva. Canne di bambù verdi sulle vetrine dei negozi sfitti, una protesta che si è diffusa, un'iniziativa anche di protesta che si è diffusa un po' a macchia d'olio in tutto il territorio, dal veronese al bassanese. Adesso vediamo la situazione a Treviso, dove comunque anche lì insomma, si solleva un problema di cui noi parliamo da tempo, quello del centro storico in sofferenza, delle attività commerciali costrette a chiudere, insomma vediamo tutto nel prossimo servizio. Il simbolo è il bambù, che è il simbolo di rinascita e che serve appunto a focalizzare l'attenzione su qualcosa che non funziona. Sono apparse sulle vetrine ieri mattina tante canne di bambù verdi con una numerazione che mappa i negozi sfitti del centro città. È la singolare performance dell'artista Freak of Nature, tradotto letteralmente scherzo della natura. Identità celata ma non troppo. Di Banksy ce n'è uno solo, scherza, per un artista che ha deciso di sottolineare con le sue installazioni
segnalazioni, un problema che accomuna tanti centri storici. E così, dopo le principali città del Veneto, da Vicenza a Venezia, Freak of Nature è arrivata a Treviso. Tutt'altro che, come dire, no, lo scopo di creare danno, anzi vorrebbe essere un'occasione per tutte le parti interessate, proprio tutte, di mettersi a discutere di un problema che è sempre più grande, dopodiché questo è chiaramente lo specchio della crisi economica che ci sta travolgendo. Ed in effetti colpisce il considerevole numero di vetrine spente, non nella periferia ma nel cuore della città come il Calmaggiore, anche se, nota l'artista, a Treviso meno che in altri capoluoghi veneti. Treviso è la migliore città che io abbia incontrato in questi 6 mesi di attività rispetto a questa cosa delle vetrine. È la città più tenuta meglio, la città più in ordine, purtroppo vuota come tutte le altre, quello sì. E proprio sulle iniziative legate alla rivitalizzazione della città durante la settimana, dal lunedì al venerdì, quando non ci sono agitanti e turisti, insistono i commercianti. Portare sicuramente prima di tutto più residenti in città e in secondo luogo comunque a portare la gente a venire a consumare dal lunedì al venerdì, ovvero in quei giorni in cui si può garantire la sussistenza dell'attività. Portare la gente a tornare a vivere la città durante la settimana, poi incentivare di nuovo i commercianti a investire nei centri storici, tra cui anche Treviso. E vi avevo annunciato l'arrivo di un graditissimo ospite che è venuto a trovarci nei nostri studi di Focus TG. Do il benvenuto a Luca Stella, comandante del gruppo Carabinieri Forestali della provincia di Vicenza. Buongiorno comandante. Buongiorno a voi. Comandante, allora, intanto per i nostri telespettatori io direi di inquadrare un attimo la situazione e spiegarci in maniera concreta, pratica, di che cosa si occupa il comando, insomma il gruppo dei Carabinieri Forestali. A Vicenza noi siamo presenti con 12 stazioni che sono distribuite su tutto il territorio, diciamo, della provincia di Vicenza, 12 stazioni che garantiscono tutti i giorni, per non dire anche di notte, il presidio del territorio da un punto di vista della tutela ambientale. Noi abbiamo un numero di competenze che è variegato, che va sostanzialmente dal controllo su quella che è la filiera dell'agroalimentare, quindi tutti i prodotti al fine di garantire la genuinità, tutti i prodotti quali formaggi, latticini, olio, extravergine, eccetera, eccetera. Ci occupiamo anche di contrastare tutti quei reati in materia ambientale che vanno dagli incendi boschivi di cui tutti abbiamo avuto, diciamo, conoscenza nei giorni scorsi. Ci occupiamo anche, per esempio, passiamo dalla pianura alla montagna e quindi noi andiamo a controllare il manto nevoso al fine di evitare la possibilità di valanghe. Monitoriamo sostanzialmente tutti i giorni montagna e pianura, in funzione sia di prevenzione, anche di educazione ambientale, questo è fondamentale in materia di ambiente, e financo ovviamente al contrasto, al contrasto dei crimini ambientali piuttosto che delle sanzioni dei comportamenti che possono essere illegali o irregolari. Insomma, tutto molto chiaro, è stato utile fare, insomma, questa premessa perché ci muoveremo proprio in quest'ambito. Lei lo ha anticipato proprio qualche secondo fa, la questione della piaga degli incendi boschivi, ne abbiamo parlato ampiamente nelle scorse settimane, insomma zone come l'Altopiano sono state duramente colpite da incendi spesso di natura dolosa. Allora le chiedo, comandante, intanto come è stato gestito questo periodo complicato, difficile anche poi per quello che riguarda insomma, la gestione del contenimento del fenomeno di emulazione, e poi le chiedo anche se vi aspettate un'estate critica sotto questo punto di vista, oppure la sensazione, diciamo, i segnali che vi arrivano sono quelli di un fenomeno che sta via via, insomma, scemando. Guardi, la gestione è stata, diciamo, sempre ovviamente pronta al fine di individuare, dopo le segnalazioni degli incendi boschivi che vengono fatti alle rispettive sale operative, cercare di individuare sicuramente
non solo in primis i punti di innesco, cosa che non è così semplice, ma io ho il vantaggio e la fortuna a Vicenza di avere un numero di militari che sono altamente specializzati in questo e che si prodigano al fine di individuare il punto di innesco e i responsabili. Fenomeni come quelli che abbiamo visto sono sicuramente dei fenomeni frequenti, soprattutto in stagioni come quella appena trascorsa, caratterizzata da siccità, caratterizzata da una particolare, delle stagioni particolarmente che hanno facilitato anche l'accumulo della biomassa al di sotto degli alberi. La biomassa, le piante morte costituiscono un combustibile di fatto, certo, e quindi facilitano il propagarsi delle fiamme. Voglio sottolineare questo, che fortunatamente gran parte degli incendi che abbiamo, comunque dal punto di vista delle responsabilità, la gran parte sono di origine colposa, ossia sono dovute in gran parte a una negligenza, un'imprudenza, un'imperizia, ad una disattenzione ad un fuoco che viene per esempio più appiccato. Colpa che dolo. Sì. Il dolo è una figura un po' diversa, solitamente si sente parlare di piromania, ma anche la figura del piromane è molto marginale rispetto a quello dell'incendiario doloso, perché il piromane è caratterizzato da una volontà di una sorta, il piromane ha addirittura una patologia, per cui il piromane trova soddisfazione nell'appiccare le fiamme. Prospettive per la stagione a cui ci stiamo avvicinando. Anche qui il tipico incendio che avviene nelle zone nostre, nelle prealpi e nelle Alpi soprattutto, è tipicamente un incendio di primavera, cioè di fine inverno, tanta vegetazione secca. Solitamente le precipitazioni da questo punto di vista ci aiutano nel nord-est del paese. Ciò non toglie che durante il periodo estivo, per esempio, di utilizzare sempre gli spazi adibiti, vi faccio riferimento alle braci, ormai siamo sotto Pasqua, quindi c'è un'abitudine, un uso anche in questo, no? Di fare la scampagnata fuori porta, e quella sicuramente mi raccomando sull'utilizzare gli spazi adibiti, di evitare di gettare mozziconi di sigaretta piuttosto che di lasciare le braci attive, perché anche questo poi, messe nei rifiuti, possono cagionare successivamente degli incendi. Ecco, a proposito del periodo che si sta affacciando, il periodo pasquale, come ha detto giustamente lei, periodo di scampagnate, di pomeriggi in mezzo ai boschi, in mezzo al verde, oltre ai consigli giusti, doverosi per evitare problematiche come gli incendi, come il propagarsi delle fiamme. Parliamo anche un attimo di degrado, di cura dell'ambiente. Lei prima faceva riferimento all'educazione ambientale come presupposto importantissimo, fondamentale per garantire in primis la sicurezza e poi il rispetto della natura. Anche qui qualche consiglio, qualche direttiva, tanti di noi magari andranno nei prati o nei boschi a trascorrere la Pasquetta, però è importante essere consapevoli di quello che si fa e avere un comportamento di rispetto della natura. Guardi, lei ha azzeccato assolutamente ed ha centrato l'obiettivo cui noi abbiamo sempre tutti i giorni. Perché? Perché usufruire dell'ambiente, usufruire del bosco, che è direttamente correlato anche con una situazione di benessere che ci dà. Il fatto stesso di fare un'escursione, una scampagnata in mezzo al bosco, questo è assolutamente assodato benessere quotidiano. Bisogna essere consapevoli, bisogna prendersi cura dell'ambiente. Noi facciamo molto in termini di educazione ambientale, soprattutto rivolto ai bambini delle elementari, a partire dai bambini delle elementari fino ai bambini delle medie, ma anche gli adulti devono essere consapevoli del fatto che prendersi cura dell'ambiente vuol dire, per esempio, recuperare il materiale che poi andiamo ad eliminare, non abbandoniamolo nel bosco, questo non ci fa onore come persone, e prendiamoci ovviamente tutte quelle precauzioni, torno a ripetere, per quanto riguarda le braci, evitare se possibile, seppure è un momento di libertà e di grande giovialità, per esempio in zone particolarmente frequentate da animali, evitare schiamazzi e quant'altro. Questo non vuol dire questo non vuol dire limitare la libertà,
vuol dire semmai essere consapevoli che vivere in un contesto ambientale, un contesto sano, significa anche tradurlo in questi comportamenti. Assolutamente. Prima di salutare il nostro ospite Luca Stella, comandante del gruppo Carabinieri Forestali della provincia di Vicenza, non possiamo non parlare anche del fenomeno dei lupi in altopiano e ad esempio dei caprioli che scendono anche a valle e spesso e volentieri nelle strade, proprio alle pendici del Grappa, assistiamo quotidianamente o quasi a incidenti, a automobilisti che insomma travolgono animali spesso proprio messi in fuga dai lupi che sono presenti in altopiano. Qual è la situazione, comandante? Guardi, in questi ultimi anni, soprattutto negli ultimi 10 anni, si è assistito ad un aumento esponenziale della fauna selvatica. Quando parlo di fauna selvatica intendo dire sicuramente i predatori, in primis il lupo, che è il predatore per eccellenza, che è quello che conosciamo meglio nelle nostre zone, ma anche ovviamente gli ungulati, quindi caprioli, cervi, eccetera. Gli investimenti purtroppo, devo dire, si sono sempre verificati soprattutto nelle arterie principali, nelle vie di comunicazione, non tanto quelle periurbane quanto piuttosto quelle che portano alle zone di montagna, alle zone rurali. Certo. Ovviamente di prestare la massima attenzione ai segnali stradali perché ci sono poche altre raccomandazioni o comunque suggerimenti da dare. Sul fatto dei lupi esistono dei branchi, il lupo è ovviamente una razza super protetta che fa da bilanciamento ecologico anche nei confronti degli animali selvatici e quindi è la sua natura, quella di predare e quella ovviamente di recuperare di predare le prede. E allora noi ringraziamo per essere stato in nostra compagnia il comandante del gruppo Carabinieri Forestali della provincia di Vicenza, Luca Stella. Grazie comandante. Grazie, le auguriamo insomma con un po' di anticipo buona Pasqua, una Pasqua sempre all'insegna della sicurezza e del rispetto dell'ambiente, come abbiamo più volte sottolineato in questo spazio. Adesso piccola pausa pubblicitaria e poi torniamo con tutte le altre notizie di attualità. Abbiamo ancora cronaca di cui parlare, arte, cultura, sport, insomma, a fra poco. Sono quasi le 13:10, questo significa che abbiamo ancora una ventina di minuti abbondanti per continuare a parlare di cronaca, di attualità, di sport, di cultura e riprendiamo il discorso dopo la piccola parentesi che insomma abbiamo dedicato al comandante del gruppo Carabinieri Forestali della provincia di Vicenza, Luca Stella, che ci ha fatto un po' un excursus molto interessante sulla situazione legata ai lupi, legata insomma ai boschi e al verde della nostra zona, della nostra provincia. Ebbene, adesso ci riallacciamo a quello di cui stavamo parlando prima, cioè il commercio, le attività commerciali, la ripresa delle attività commerciali in un momento difficile. Abbiamo visto a Treviso tanti negozi sfitti, la protesta delle canne verdi dipinte sulle vetrine di tanti negozi. Adesso andiamo nel veneziano, insomma, più precisamente nell'area di Mestre, perché riparte dopo un anno l'iniziativa della CNA e del Comune di Venezia, Bottega Attiva, per valorizzare le attività artigianali e commerciali. Scopriamo di cosa si tratta. Riparte a Mestre il progetto di rigenerazione urbana e l'iniziativa Bottega Attiva. L'idea di mettere in rete commercianti, artigiani e residenti del quartiere per conoscersi, sostenersi a vicenda e promuoversi con i cittadini al fine di migliorare le strade e il commercio dalla stazione a Piazza Ferreto. Si punta in questo modo alla riqualificazione urbana, rendendo le vie e le piazze più belle e sicure, come nel caso di Via Piave, che da vari anni sta soffrendo. Al progetto hanno aderito una quarantina di negozi e attività che operano nel quartiere Piave. Il sito sarà collegato con quello del distretto del commercio, che da tempo è attivo per dare visibilità alla presenza e all'attività dei negozi di vicinato. Cosa cambierà?
Cambierà che intanto queste botteghe, questo quartiere avrà una presenza molto più forte online e dunque ci sarà un processo di digitalizzazione, di accompagnamento di queste imprese verso il web. E poi le azioni progettuali vanno a rafforzare l'immagine visiva nel suo complesso, foto, interviste testuali, video, insomma andiamo a rafforzare tutto quello che è l'immagine e lo storytelling di un'area che ha bisogno di una narrazione assolutamente positiva. Generazione urbana attraverso la valorizzazione delle nostre attività artigianali, come? Con un progetto legato al sapersi raccontare sul web, sul valore della digital transformation, raccontando il saper fare, la storia del proprio ingegno, l'arte portata dai propri padri a disposizione di tutte le persone che verranno a visitare la nostra città. La presenza di esercizi pubblici è fondamentale per combattere il degrado. Bottega Attiva ha l'obiettivo non solo di preservare le presenze di questi negozi, ma anche di favorire nuove aperture. Le aree che devono essere riqualificate sono essenzialmente le aree dove oggi abbiamo vetrine spente. Quindi l'iniziativa del CNA, anche quella di mettersi insieme ai proprietari di immobili, alle agenzie che commercializzano questi immobili, è una iniziativa molto importante, perché dove si spegne una vetrina si spegne la vita nel centro della città e noi dobbiamo farle riaccendere queste vetrine. È un processo per il quale servirà del tempo, ma che è già stato avviato. E sono davvero tanti quelli che hanno fatto richiesta del bonus del 110%, però c'è un allarme alla base dei tanti ritardi che vengono segnalati un po' dappertutto nel nostro territorio, e allarme legato ai materiali e ai rincari per i costruttori. Vediamo. Ci troviamo con dei cantieri in corso d'opera e non riusciamo più a trovare del materiale, soprattutto abbiamo dei grossi problemi relativi al preziario. Abbiamo dei capitolati d'appalto su preziari molto vecchi. Cantieri a rischio stop. Sono preoccupati i costruttori che, dopo aver vissuto una fine 2021 e inizio 2022 a pieno ritmo, con un aumento del 30% del fatturato delle aziende e 200 nuovi occupati nella sola provincia di Padova, vivono con difficoltà anche il pagamento di stipendi e fornitori. Costi dell'energia schizzati alle stelle, materie prime con prezzi oscillanti e in aumento, oltre che introvabili. Non basta il recente intervento del governo. È intervenuto dando una lista con un paniere di 54 voci, tra i quali noi denunciamo il fatto che per esempio c'è il lavabo ma non c'è il bidet, o non ci sono delle altre diciamo così voci caratteristiche dei nostri cantieri. Capite bene che adesso ci troviamo dei responsabili unici di procedimento, che sono i RUP, che si trovano queste valanghe e tonnellate di documentazione per andare a spiegare che ci sono stati effettivamente dei rincari. Deve essere spiegato perché noi stiamo pagando di più il materiale. È chiaro che il governo ha stanziato all'incirca 100 milioni, che è solamente una goccia, una piccolissima goccia in base alle perdite che stiamo prevedendo, che supereranno sicuramente i 5 miliardi. Capitolo a parte i vari cantieri aperti presso privati grazie al bonus edilizio del 110%, troppo stringenti in un simile contesto, la scadenza del 30 giugno per il completamento del 30% dei lavori. Deve mettere mano sicuramente alla scadenza di giugno per permettere sicuramente a chi ha il cantiere in essere di portarlo a termine. Questi tipi di restrizioni purtroppo provocano sicuramente la speculazione e crea quello stato d'ansia che non deve esserci, soprattutto quando si tratta di fare un lavoro di ristrutturazione che deve essere fatto bene, con i tempi necessari e soprattutto con le maestranze che rispettino la sicurezza. E adesso parliamo di inflazione boom in Veneto, in provincia di Treviso, i dati peggiori a livello nazionale. Alimentari, mobili, articoli e servizi per la casa, costo della vita in generale. Non c'è quasi il settore dove la marca non registri un record negativo, e non solo in Veneto, ma in rapporto a tutto il territorio nazionale. L'analisi dell'Ufficio Studi di Confartigianato Imprese Veneto ha rielaborato i dati Istat tra febbraio 2021 e febbraio 2022, esaminando il trend di 10 gruppi di prodotti e servizi per oltre 230 prodotti. Il quadro che ne emerge è una definizione tra le più azzeccate del periodo.
Pandemia economica, come la chiama Oscar Bernardi, presidente di Confartigianato Imprese Marca Trevigiana. L'inflazione, spiega, sta portando alla diminuzione del potere di acquisto della popolazione e mettendo in crisi le imprese, strette tra la morsa delle tasche vuote delle persone e l'incredibile aumento dei prezzi delle materie prime e delle bollette. È evidente che la provincia di Treviso ha un record che è quello delle esportazioni, ha un'economia collegata anche con l'estero e quindi per fortuna quella ha tenuto, però questa ci comporta magari dei costi superiori rispetto ad altre province, perché evidentemente noi abbiamo magari consumi energetici, abbiamo tipo di produzione, abbiamo tipo di collegamenti lunghi e quindi i costi sono in più. Le cifre nel dettaglio sono impietose. In media il costo della vita in un anno nella Marca Trevigiana è aumentato del 6,1% contro la media nazionale del 5,1%. Nel comparto alimentare Treviso a febbraio 2022 è stata la peggiore in Italia, con un aumento dell'8,6%, quasi il doppio della media nazionale. Record di aumenti anche nei mobili, articoli e servizi per la casa con un più 5,3%, altro peggior risultato italiano. In termini assoluti il picco di aumenti spetta al sistema casa, colpa del caro bollette che ha fatto schizzare in alto i costi di ben 28,4% a Treviso contro il 27,8% del dato medio italiano. Altro settore fortemente penalizzato dall'inflazione, i trasporti che scontano il costo del carburante, segnando un aumento annuo del 9,6% contro il 9% nazionale. Unica nota positiva nel dramma generale, i settori dove i prezzi sono addirittura scesi. Accade nei servizi sanitari e spese per la salute, dove Treviso è tra le migliori in Italia con un meno 1,7% rispetto alla media generale. Tutto questo però non cancella il quadro generale nerissimo. L'appello degli artigiani, necessari interventi veloci per ridurre l'effetto deflagrante che questa situazione potrebbe avere sulla ripresa. E se noi arriviamo all'inverno in questa situazione, evidentemente abbiamo un cimitero sia nelle imprese ma soprattutto anche nelle famiglie, perché non possono reggere. Piccola parentesi di sport, perché parte l'avventura delle rappresentative Under 14 che parteciperanno al Memorial Nicolli. Vediamo come si è preparata a questa avventura la rappresentativa di Bassano. Rappresentativa Under 14 di Bassano pronta a sfidare il Veneto per aggiudicarsi il 23esimo Memorial Nicolli, un torneo che torna a regalare emozioni premiando il lavoro di società e delegazioni. Abbiamo visto un centinaio di ragazzi qui del territorio bassanese, sono rimasti in 20, abbiamo scelto in base alle qualità tecniche, in base anche soprattutto al comportamento, siamo contenti, siamo soddisfatti. A Bassano il bacino da cui attingere si conferma florido. Tra il venerdì, il sabato e la domenica abbiamo 310 squadre che giocano nei campionati del bassanese. Noi come staff e come delegazione di Bassano stiamo vedendo un grosso riattaccamento, un grosso riavvicinamento per questo sport. Si parte giovedì con un triangolare contro Belluno e Vicenza e poi tutti a Caorle per le finali. E adesso una notizia, si tratta di una buona notizia, curiosa a dir poco, perché un incrocio di date pazzesche all'ospedale di Cittadella, una coincidenza irripetibile. Scopriamo di che cosa si tratta. Si sono conosciute in ospedale, ricoverate nel reparto di ostetricia a Cittadella. Al momento di partorire, grazie agli infermieri che hanno consultato le loro cartelle cliniche, hanno scoperto che erano nate lo stesso giorno, il 25 maggio di 29 anni fa. Ma il destino ha voluto che Alice e Chiara avessero un'altra data in comune. Leonardo e Andrea, i loro figli, sono nati lo stesso giorno, il 12 aprile. Un incrocio di date unico, un avvenimento che rimarrà per sempre scolpito nella mente di mamme e bambini che stanno bene e tra poco torneranno a casa. Mamme che di certo rimarranno amiche e magari condivideranno le prossime feste di compleanno. Da Cittadella a Padova per parlare di lotta alla mafia. Noi siamo talmente orgogliosi, io e i miei figli, di quel ragazzo che a 24 anni decide di scortare l'uomo più a rischio d'Italia e di mettere su famiglia, che ancora oggi noi, sembrerà strano, ma non sentiamo quella mancanza. Ecco perché non mi va di essere chiamata Vidova, io sono la moglie di Antonio Montinaro.
Le parole di Tina Montinaro riecheggiano nell'aula magna del Bo. Tina è la moglie di Antonio, poliziotto della scorta del giudice Giovanni Falcone, morto nella strage di Capaci il 23 maggio 1992 all'interno dell'auto Quarto Savona 15, che in questi giorni è esposta davanti a Palazzo Moroni a Padova in occasione dei 30 anni dell'attentato al giudice simbolo della lotta alla mafia e della creazione della DIA, la direzione investigativa antimafia. Tina Montinaro è intervenuta nell'aula magna del Bo durante un convegno sul ruolo della donna nella lotta alle mafie. Presente anche la vice capo della polizia, Maria Luisa Pellizzari, padovana, tra le prime donne poliziotto a far parte della DIA, che ha parlato ai ragazzi delle scuole di quel drammatico 1992. Per scontato che queste persone adesso stiano in galera, oppure non ci stiano più perché sono morte in galera, in carcere, o che le stragi venissero scoperte. Nel 92 non era così. Toccante il racconto di Tina Montinaro, che da anni porta in giro per l'Italia quel che resta della Quarta Savona 15 per mantenere sempre vivo nella memoria degli italiani, soprattutto dei più giovani, il sacrificio dei poliziotti e dei giudici che lottavano contro la mafia. Io dico sempre, dobbiamo andare avanti, dimostrare che non hanno vinto loro, abbiamo vinto noi, perché se a 30 anni la Quarta Savona 15 continua a camminare qua ed è qui fuori, ma è qui fuori perché io voglio fare capire ai ragazzi che cos'è la mafia, che cos'è capace di fare la mafia e che comunque quel maledetto 23 maggio non li hanno fermati, perché oggi la Quarta Savona 15 sta qui a Padova e questa è la cosa importante. E quindi, come dico sempre, tra l'altro in napoletano, perché sono napoletano che ogni tanto, cioè mi viene meglio, non ci hanno fatto niente. E adesso parliamo del salvataggio di una civetta, ci spostiamo a Grubono delle Abadesse. Grumolo delle Abadesse. Una civetta rimasta incastrata nell'intercapedine di un caminetto è stata salvata questa mattina dai vigili del fuoco. A dare l'allarme i residenti quando hanno sentito dei rumori provenienti dal caminetto e si sono accorti che il piccolo rapace era rimasto incastrato. Un vigile del fuoco è riuscito ad afferrare la civetta e dopo essere stata controllata è stata subito liberata. E adesso vi facciamo vedere delle immagini molto particolari, sono quelle di 200 bambini archeologi chiamati a partecipare alla caccia al tesoro del campanile di San Marco crollato nel 1902. Al Lido di Venezia 200 bambini di 9 scuole hanno passato dei momenti che difficilmente scorderanno. Tutti insieme nella giornata nazionale del mare hanno cercato lungo la spiaggia quel che rimane dei mattoni che componevano il campanile di San Marco, simbolo della città lagunare, crollato nel 1902 e i cui resti furono gettati fuori dalla laguna davanti a San Nicolò. Decine sono i pezzetti di mattone trovati grazie alla caccia al tesoro dei bambini. Una ricerca affiancata anche dagli archeologi di Ca' Foscari. A caccia dei frammenti che il mare ci restituisce, non solo i frammenti del campanile di San Marco, ma di tutto quello che scarichiamo e abbiamo scaricato nel passato del mare. Stiamo imparando anche noi archeologi un rapporto diverso con la spiaggia che non avevamo forse calcolato bene fino ad oggi. Gli alunni suddivisi per classi hanno percorso in lungo e in largo un tratto di spiaggia guidati anche dagli esperti della soprintendenza. Da parte della soprintendenza c'è tutto il sostegno a questa bella iniziativa, che è anche un modo per far comprendere ai bambini come rispettare anche il nostro patrimonio culturale. I bambini hanno raccolto una buona quantità di materiali con i quali realizzeranno 9 mosaici artistici unici nel loro genere. I mosaici saranno creati nelle scuole di Venezia, Burano, Sant'Erasmo, Marghera, Mestre, Chirignago e Favaro. Le 9 composizioni faranno bella mostra su appositi cavalletti in piazza San Marco il prossimo 26 maggio alla festa finale delle scuole. Lo scrigno di meraviglie della Pedemontana si mette in mostra alla Borsa del Turismo di Milano e arriva una importante novità, la strada dei birrifici. Ce ne parla Ferdinando Garavello.
La fascia della Pedemontana è il cuore del Veneto, uno scrigno di ville, borghi, paesaggi, colline e fiumi che nei giorni scorsi si è ben esposto nella vetrina internazionale della Borsa del Turismo a Milano. Siamo appena tornati dalla BIT di Milano, la Borsa Internazionale del Turismo, dove all'interno del padiglione della Regione Veneto abbiamo promosso quelle che sono le tipicità della Pedemontana, quindi i prodotti tipici, le ville palladiane, i castelli, ma anche i percorsi da fare in bicicletta e da fare a piedi con gli amici o con le famiglie. Ecco a chi si rivolge l'OGD Pedemontana Veneta e Colli. Ai gruppi organizzati, alle famiglie, ma anche agli amanti della bicicletta, del camminare, agli amanti del vino e anche naturalmente da poco agli amanti della birra. Su questa base si innesta il progetto della strada dei birrifici. È la prima della Regione Veneto e vuole unire e promuovere questo prodotto artigianale veneto e far sì che tutte le persone che arrivino nella Pedemontana possano visitare i luoghi dove viene prodotta la birra, ma anche ascoltare quelle che sono le storie dei mastri birrai che profumano di passione. Una strada dei birrifici che abbraccia però molto altro: cultura, tradizione, gusto e tempo libero. 20 birrifici che possono essere uniti con la visita alle ville palladiane, ad esempio, o la visita al castello di Thiene o altre peculiarità che offre il territorio. La prevenzione del melanoma passa attraverso le scuole, passa sui banchi delle scuole. Parliamo della scuola dell'ente di formazione professionale Irigem di Rosà e Bassano, che ospita un progetto incentrato tutto sulla salute. Prevenire è un verbo dal sapore di futuro che tuttavia va coniugato al presente, come accade all'Irigem, l'ente di formazione professionale che nelle sedi di Bassano e Rosà ha avviato un progetto incentrato proprio sulla prevenzione del melanoma, più noto come cancro della pelle. Irigem sta infatti realizzando un progetto per coinvolgere e sensibilizzare gli studenti su un tema che, come spiega la dottoressa Graziella Bianchin, è molto diffuso proprio nella fascia d'età più giovane. Biologicamente e umanamente sappiamo che l'età giovanile correla più con una sensazione di salute a 360 gradi, di immortalità, di onnipotenza, di non fragilità, di non vulnerabilità. La malattia oncologica, però soprattutto il melanoma, colpisce trasversalmente soprattutto nell'età giovanile. Parola d'ordine, come detto, è prevenzione, un atteggiamento che ha risentito non poco di questi 2 anni di pandemia in cui il Covid ha catalizzato l'attenzione di tutti. Abbiamo dei dati epidemiologici che ci dicono che abbiamo perso terreno nella sensibilizzazione nei confronti delle problematiche oncologiche in termini di diagnosi primaria, primitiva, e soprattutto in termini di prevenzione, di attività educazionale preventiva. Ecco perché progetti come questo assumono un'importanza ancora più elevata. Coinvolti gli alunni delle classi terze indirizzo multimediale, estetica e acconciatura, studenti oggi ma professionisti del domani che sapranno dunque come comportarsi davanti al problema. Anche di tutti gli altri attori coinvolti nella loro prassi professionale, in primis estetiste e parrucchiere, che ovviamente possono avere l'occasione, l'opportunità di andare ad esplorare territori cutanei che non sempre vengono osservati in occasione di una visita medica. E in chiusura, prima di salutarci, diamo lettura del report di Azienda Zero sui dati Covid. Lo sapete, è una fotografia delle ultime 24 ore dell'epidemia nella nostra regione. Ebbene, come vedete dal dato indicato dal cursore, il delta dei nuovi positivi intercettati nelle ultime 24 ore fa segnare un più 6.861 nuovi positivi, che porta il dato dei casi attualmente positivi in Veneto a oltre 78.000,
515. Diamo una rapida occhiata anche agli altri dati importanti di questa tabella. Scendono di 9 le ospedalizzazioni in area non critica, continuano a scendere quindi i ricoveri, si libera una terapia intensiva, -1 nelle ultime 24 ore. Purtroppo dobbiamo constatare anche oggi il decesso di 9 persone causa Covid. È davvero tutto, io non posso che ringraziarvi per aver scelto l'informazione e anche la compagnia, l'intrattenimento qui del nostro Focus TG. L'appuntamento è come di consuetudine, a domani ore 12 puntuali in diretta. Grazie e buona giornata.